i vostri lettori, qui che parla voi altri, sai parlare la lingua padre, perché il Veneto è la lingua padre, è rimasto. Adesso se ti tu venirai del mio laboratorio tu troverai un disordine non casuale, ma proprio che non stai a dirmi niente perché è già mia moglie che mi crida. Allora, diciamo che negli anni 80 là, ho ristrutturato una casa in montagna e qualche lavoro di cose, la tolla, le robe che servono per le cose mi ha fatto mio suocero. Mio suocero fa il carpentiere una volta, il carpentiere in legno, no? E però veniva da un'estrazione di falegnami, diciamo, no? E quel mi ha innamorato, diciamo. Dopo io ho fatto tutt'altro, ed è passato tanti anni, dopo sono andato in pensione e ho ristrutturato casa qua. E allora qua mi sono messo a fare tutto che era da fare del legno, no? Abbandonando quel che era la menatura che è il ferro, perché ho fatto tanti anni da coso, da artigiano, il fabbro, sai quel fabbro di una volta dove uno fa tutto, vedere le porte, fa le ringhiere, mettere le gronde, fa l'impianto di acqua, lavorando il legno e il tornio, magari tu fai una scodella o qualche cosa che ti dà soddisfazione a vederla, no? E questo mi ha innamorato nel fare il legno. Dopo, quando sono andato in pensione, mi è l'idea di... ho imparato a fare i cestini, è stato un qua da Revine che mi ha insegnato a fare i cestini, che quello è bravo, e mi sono messo a fare i cestini, e tu vedrai che no, di tutte le sorti, perché mi sono... non solo che un tipo di cesto, no? Perché tu fai un tipo di cesto non si stufa, no? E allora dice, una volta prova a fare una roba, una volta prova a fare quell'altra, al primo ti viene male, allora tu fai il secondo per correggere i difetti. Secondo tu fai qualche difetto, tu fai il terzo, allora tu fai i difetti del primo, i difetti del secondo, e dopo tu vuoi fare un quarto, no? E intanto ne viene stantino, ecco, tutto là. E dopo di tappeto ho detto che fai qualcosa in miniatura, che ricorda l'antica vita contadina, come fare il ristelle, il faldin, le falce. Qualche volta magari uno fa le robe senza neanche un input preciso, no? Le fa perché là è per il gusto di farle. Tanto mia moglie mi dice, ma hai fatto per perché? Hai fatto per chi? E fai per te. E dopo magari capita che viene qualche don, oppure che tu vas a fare un regalo di uno che ti porta qualcosa e tu devi via qualcosa, e allora ti spiace dar via la roba, comunque quella che fai per me non ve la dai a nessuno, ecco. Non lavori su commissione perché qualcuno mi dice, ah, fammi quello, fammi quell'altro, fammi quest'altro, è proprio contro la miniatura. E ne tanti che vorrei imparare, no? Ad esempio anche nel discorso dei cestini, sta tanti che ti vengono a imparare e dopo si rende conto che è estremamente laborioso, economicamente proprio non sai che parla, e allora tu sai, perché ne tanti che mi dicono, perché non vendi tu? Ma perché mi va a vendere un cestino che mi vuoi 3 giorni a farlo? E mica mi dà tu 5 euro all'ora. E mi ha detto, 5 euro all'ora è pochi per un lavoro così bello, diciamo, no? Allora questo cestino qua tu vuoi darmi manco 100 euro. Mi ha dato 100 euro. E mi ha guardato, mi ha detto che sono matto, ma ho intuito, insomma, no? Quando stendevo fuori, veniva a casa da scuola una volta, c'era Bocci, si andava a aiutare a mio nonno, e mio nonno era contadino, aveva da dare a mangiare le vacche, quindi fa il fien, e quella è che ti resta più coso. Dopo, siccome che quando ero piccinino, mio papà faceva il fabbro, allora lì, quel martello, ma più che sia quel che riguarda gli attrezzi che mi ricordo di più, e quello che riguarda il taglio e legna, ecco che mi piace andare a buscare. Mi fai leve sulla mattina, immagini di fare qualcosa e mi metti a fare qualcosa. Dopo ho anche altre robe, il campo, l'orto, le pite, i conici, tutto che aiuta, no?